schianta in moto contro un carro attrezzi, 18enne perde la vita, gravissimo l'amico che era con lui, e a San Stino di Livenza 79enne in Apecara muore nell'incrocio della morte. Tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio in A4 tra San Stino e Cessalto, ferito gravemente un camionista, autostrada chiusa per ore, pesanti disagi alla circolazione. 5 anni d'attesa per la sentenza del 40% dei ricorsi presentati al TAR del Veneto, il Tribunale amministrativo ingolfato dalle richieste. Il Presidente, la vera sfida è quella di essere pronti ad affrontare il nuovo che avanza. Centrodestra in turno il Veneto oggi con Matteo Salvini e Giorgia Meloni tra Treviso e Venezia, e stasera torna Ring, ospiti in studio, interviste proprio con il leader del Carroccio e il candidato premier di Casa Pound. Crack della Popolare di Vicenza disposto dal GIP, un nuovo sequestro di beni per 15 milioni di euro nei confronti di Zonin ed altri imputati. Svolta a Belluno nelle indagini sul mitomane che si firma Erostrato, indagati padre e figlio che si difendono, siamo innocenti. Rubava all'ospedale di Piove di Sacco bende, cerotti, garze e siringhe per poi rivenderle, autista d'ambulanza e dipendente di una cooperativa arrestato dai carabinieri. All'Osi di Cervara nel Trevigiano installate 2 piattaforme sulla sommità dei tralicci della rete elettrica per permettere alle cicogne di nidificare in sicurezza. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ennesimo incidente mortale che si è verificato sulle strade della nostra regione. Ieri sera lo schianto a bocca di strada di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano, a perdere la vita un 18enne in moto, ferito gravemente l'amico che era in sella con lui. Sentiamo. Lo schianto violentissimo poco dopo le 22 a bocca di strada, e la Marca si trova a piangere un'altra giovanissima vittima. A perdere la vita Koman Cosmin, 18 anni, di origini romene, residente a San Polo di Piave. Il ragazzo percorreva via distrettuale in sella alla sua moto, con lui l'amico del cuore, anch'egli 18 anni, di Maserada. All'altezza dell'incrocio con via Castellon l'impatto frontale violentissimo contro un carro attrezzi che proveniva dalla direzione opposta. Koman è morto praticamente sul colpo, l'amico gravissimo è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano. Ferito in modo meno grave anche il conducente del carro attrezzi. Cosa sia accaduto, come le eventuali responsabilità della tragedia, dovranno ora accertarlo le indagini affidate ai carabinieri. Sconvolto il sindaco di Santa Lucia di Piave, che comunque esclude l'incidente possa essersi verificato per la scarsa illuminazione dell'incrocio. Siamo su un rettilineo, su un incrocio molto ben illuminato, l'ora era tarda. La dinamica è in corso di accertamento, ma c'era una vettura, un camion che girava e questa moto che proveniva in senso inverso. Non so se la moto andasse forte o non andasse forte, se il camion l'abbia vista o non vista. Sicuramente l'illuminazione in quel punto è più che sufficiente, perché qualche anno fa abbiamo fatto proprio dei bei lavori di illuminazione, perché è un tratto di strada provinciale ma con tante abitazioni, proprio il centro abitato di Bocca di Strada. Profondo cordoglio anche a Cima d'Olmo, dove vivono i genitori e dove Koman Cosmin ha abitato fino allo scorso settembre, quando per essere più autonomo aveva deciso di trasferirsi a San Polo di Piave. La data dei funerali non è ancora stata fissata e la Marca, sconvolta, si trova ancora a piangere una giovanissima vittima della strada. 10 giorni fa ha perso la vita Eleonora Gava, 19 anni, di Sarmede, morta mentre andava all'università. Un mese fa Massimo Pizzol, 18 anni, è deceduto a San Fiori in un terribile schianto. 9 morti dall'inizio dell'anno, una scia di sangue che sta facendo ripiombare la Marca nell'incubo delle stragi che negli anni 90 la portarono ai vertici della drammatica classifica delle vittime della strada. Ed uno schianto tra 3 mezzi pesanti si è verificato nel pomeriggio in A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto ed ha mandato in tilt completamente la circolazione autostradale poco dopo le 14:30 di oggi, con l'autostrada chiusa in direzione Venezia e oltre 10 km di coda. Nel tamponamento uno dei camionisti è rimasto gravemente ferito. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 17, il tratto Portogruaro-Cessalto in direzione Venezia è chiuso per un incidente appunto tra mezzi pesanti, per cui le ripercussioni sul traffico sono state molto pesanti e si sono protratte fino alla serata. Ed ancora cronaca con l'incidente che si è verificato ieri a San Stino di Livenza. Sentiamo.
Aveva 79 anni Italo Buscato, barbiere in pensione di San Giorgio di Livenza, comune listato a lutto per la tragica scomparsa dell'anziano, morto ieri mattina nel tragico incidente stradale al semaforo di via Zoccat sul ponte del Livenza, lungo la Triestina, nella vicina Caorle. L'incidente mentre l'anziano era alla guida della sua Ape Car, scontratasi alle 9:30 con un Audi condotto da un 56enne di Portogruaro. Un botto terribile, e per il pensionato non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Illese il conducente dell'auto, l'incidente provocato da una mancata precedenza. In autunno, allo stesso incrocio semaforico, morì una giovane mamma di Pramaggiore che difese il suo bimbo salvandolo dall'urto. In questi mesi è stato fatto decisamente poco per mettere in sicurezza l'incrocio, dicono i residenti. Sempre sulla Triestina, a Lison, in un frontale, avevano perso la vita i coniugi di Concordia, Sante Dazzan e Luisa Vianello. Ed ora la politica, campagna elettorale surriscaldata, si deve difendere su più fronti. La candidata alla Camera della Lega, Angela Colmellere, sindaco di Miane. Intanto a Treviso è arrivato nel pomeriggio Salvini e la presentazione dei candidati in Piazza dei Signori ha suscitato le polemiche. Said Caibi di Liberi e Uguali attacca: in un periodo di recrudescenza del fascismo la piazza andava negata. Sentiamo. Il manifesto con la pistola, la critica del ministro dell'Interno Marco Minniti alla mezz'ora di Lucia Annunziata, ora il nuovo caso scaturito anche stavolta da un post su Facebook, un pranzo in trattoria che la candidata avrebbe indirettamente invitato il titolare a offrire. Nel giorno in cui a Treviso arriva Matteo Salvini per la presentazione della squadra del Carroccio in corsa per le politiche del 4 marzo, Angela Colmellere, sindaco di Miane, deve difendersi da attacchi che arrivano da più fronti. Il manifesto elettorale dedicato alla sicurezza, che la ritrae pistola in pugno, già aveva fatto discutere e non tutti, neppure nel suo partito, si erano esposti per difenderla. Ieri è stato il titolare del Viminale, Minniti, a commentare duramente il messaggio che ne è uscito, affermando che non ci si può fare campagna elettorale con le armi. Io una pistola neppure ce l'ho, si difende la sindaca che nella vita fa tra l'altro l'insegnante. Ed è di oggi l'ennesimo caso, il post di un ex candidato sindaco di Miane che avrebbe insinuato che la candidata alla Camera, di cui in realtà non cita il nome, avrebbe lasciato da pagare un pranzo in trattoria nel Bellunese. Post diffamatorio, secondo la diretta interessata, con i carabinieri che si sono presentati a casa dell'autore Michele Pagos per chiedere spiegazioni. Lui si è difeso, fatto sta che a 2 settimane dal voto la campagna elettorale si sta surriscaldando oltre ogni previsione. Ecco, come abbiamo sentito, il leader del Carroccio Matteo Salvini era a Treviso oggi pomeriggio per la presentazione dei candidati trevigiani della Lega Nord. Ne parleremo nel corso del TG di Treviso, ma intanto non sono mancate le scintille a distanza con Giorgia Meloni nel veneziano, che ha polemizzato con la mancata partecipazione della Lega alla manifestazione anti-inciucio organizzata appunto ieri da Fratelli d'Italia. Allora sentiamo prima Giorgia Meloni, intervistata oggi dal nostro direttore Luigi Bacialli, e poi Matteo Salvini. Manifestazione anti-inciucio che molti italiani hanno apprezzato perché si è stanchi di vedere cambiamenti di casacca, si parla di vincolo di mandato che ancora non c'è, però Salvini e Berlusconi non hanno preso parte. Non è diciamo non dico un affronto, ma insomma un atteggiamento piuttosto offensivo, no? Per coloro che dicono non faremo l'inciuccio a parole. Allora non lo è verso di me, lo è secondo me verso gli italiani. Il fatto di ritenere che questa manifestazione non avesse una priorità in questa campagna elettorale a me francamente fa riflettere. L'Italia, governata dai governi fantoccio, tenuti in piedi con maggioranze di trasformisti di Voltagabbana, di gente che era stata eletta per fare una cosa e che poi si è ritrovata a fare l'esatto opposto, è questa. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è garantire agli italiani che il prossimo governo sarà un governo di patrioti. Quindi secondo me è estremamente importante dire: guardate che votate per noi e sappiate che quando votate per noi non c'è la possibilità che il vostro voto finisca a fare altro, che è quello che io volevo dire con questa manifestazione. Non è un problema tra me, Salvini e Berlusconi, non è che io mi sono sposata con Salvini e Berlusconi, è un problema tra i nostri candidati tutti
e gli italiani. Salvini dice che era più importante sua figlia, si figuri se ha una madre si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi risulta, ma diciamo che ci sono state altre priorità. Berlusconi dice addirittura la manifestazione è dannosa, è dannosa se vuoi fare un inciucio, altrimenti è un altro elemento di chiarezza per gli italiani. Ieri ho preferito mia figlia. E quindi che la Lega non inciucerà mai con nessuno è chiaro ed evidente a tutti, anche perché noi, a differenza di qualcun altro, non abbiamo votato i governi Monti, non abbiamo votato le leggi Fornero. E poi almeno la domenica mattina io, invece che passarla parlando di politica, l'ho passata giocando con mia figlia e sono ben contento della mia scelta. E continuiamo con la politica, con la presentazione dei candidati di Più Europa di Emma Bonino, pronti alla sfida di marzo ma anche a correre alle amministrative a Treviso con un proprio candidato. Sentiamo. Ha riproposto il dibattito sull'Europa, il movimento che fa capo a Emma Bonino e che anche nella Marca schiera i suoi candidati alle politiche di marzo. Concetto preso di mira da più parti, quello di Europa, ma su cui il gruppo ha una precisa idea da perseguire. Quello che è un po' il nostro obiettivo è quello di arrivare a quello che è stato un po' il sogno di tutti in questi anni, gli Stati Uniti d'Europa. Quindi noi non vogliamo uno Stato europeo, ma vogliamo un federalismo leggero dove alcune funzioni di governo vengono trasferite dai paesi singoli invece in un centro federale, perché ci sono temi che possono essere affrontati solo ad un livello europeo, non a un livello nazionale. C'è quello della difesa sicuramente e quello dell'immigrazione. Noi dobbiamo stare incollati con la Francia e con la Germania, che sono i due paesi trainanti in Europa, e se abbiamo visto che con Industria 4.0, con le opportunità di incentivo, le aziende stanno spendendo e quindi questo potrebbe essere, a mio avviso, un buon motore di rilancio dell'economia. Cercare di avere un mercato di lavoro a livello europeo in modo da integrare e dare la possibilità ai giovani dello spostamento tra i vari stati dell'Unione Europea, ma che abbiano anche la possibilità di crescere, formarsi. Crescere in un contesto europeo non significa rinunciare all'autonomia, anzi il partito la sostiene fortemente e vi dedica un punto del programma specifico. Sull'affermazione della sovranità del cittadino a livello istituzionale, coi comuni e le città che abbiano a sostenersi di più su risorse proprie, finanziando così una parte significativa delle proprie spese con imposte raccolte dai residenti, sapendo anche della necessità di nuovi e più efficaci strumenti di iniziativa popolare. Autonomia intesa non come indipendenza, come secessione, ma come forma di federalismo, quindi decentramento delle competenze. Questo è un tema molto sentito a livello locale, di forte attualità, e quindi questo è l'impegno per il territorio. Ed ora il punto sullo stato di salute della giustizia amministrativa è emerso oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR del Veneto. Oltre il 43% dei ricorsi pendenti al TAR del Veneto sono in attesa di giudizio da oltre 5 anni. Il dato preoccupante è stato diffuso dal presidente del Tribunale amministrativo Maurizio Nicolosi durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. A determinare un simile volume di arretrati la cronica carenza di organico negli uffici e le nuove norme che creano una corsia preferenziale per alcuni tipi di ricorsi. Su cause che hanno un interesse dal punto di vista economico rilevante, quali sono gli appalti anche di strutture di grande rilevanza, si arriva ormai in tempi che per i 2 gradi di giudizio sono un anno e mezzo, quindi sono tempi ragionevolissimi per quanto concerne diciamo, l'impatto che possono essi avere nella società. Ecco. Il rovescio della medaglia è però che tutti gli altri ricorsi rimangono chiusi nel cassetto, in attesa che i giudici trovino il tempo di affrontarli. Una situazione che dovrebbe migliorare con l'arrivo di nuovo personale. Speriamo che possa essere colmato nel giro di 3 anni, possa definirsi l'organico di diritto, chiamiamolo così, che sono 16 magistrati più il Presidente. Attualmente siamo, compresi il Presidente, con questi 2 nuovi magistrati che arriveremo a 12 magistrati, quindi siamo con 5 magistrati in meno. Ma i tempi della giustizia non sono l'unica apprensione emersa negli ultimi tempi. Da più parti, osserva Nicolosi, i giudici sono accusati di protagonismo per ingerenze in alcuni settori. Quella che viene rappresentata sostiene una realtà distorta che preoccupa, perché la forza di uno Stato si misura anche con il rispetto dei cittadini nei confronti del ruolo delle istituzioni. Nota positiva invece il costante calo dei ricorsi, diminuiti del 5% nell'ultimo anno.
È presente all'inaugurazione oggi anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che punta il dito sui ricorsi strumentali che bloccano l'attività amministrativa. Chi intasa i tribunali senza motivo, sostiene, dovrebbe pagare i danni che crea. Siamo in un paese nel quale se ti bocciano il figlio a scuola ricorri al TAR, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Fatto salvo il diritto sacrosanto di ricorrere ai tribunali ogni qualvolta un cittadino si sente parte lesa, riflette il presidente veneto Luca Zaia, esiste anche chi usa la legge per scopi diversi da quello di ottenere giustizia. Per questo il legislatore dovrebbe dare ai giudici gli strumenti per decidere quali sono i veri ricorsi e quali invece sono quelli strumentali. C'è anche chi utilizza i tribunali per bloccare opere, per bloccare attività, per fermare atti amministrativi. Quando è comprovato che questo è solo ostruzionismo, penso sia logico che qualcuno paghi i danni. Su 219 ricorsi riguardanti la regione trattati quest'anno, informa il governatore, ne abbiamo persi solo 19. Ai cittadini tocca però pagare il conto delle spese del personale e quello ancor più salato delle attività e opere pubbliche che non si fanno, dunque un costo sociale. Se tu vedi che stai, comprando delle attrezzature mediche e qualcuno magari fa ricorso semplicemente per inserirsi e creare problemi, penso che quando è dimostrato questo è bene che qualcuno intervenga, chieda i danni, chieda conto del fatto che non è normale bloccare, non è assolutamente normale. Tra gli interventi legislativi che dovranno essere attuati dal nuovo Parlamento, sostiene Zaia, c'è anche quello fondamentale di una modifica alle norme sulla legittima difesa. Al netto puntualizza di un dibattito mediatico che in questi giorni sta avendo una particolare risonanza. Il tema della legittima difesa è chiaro, io sostengo il fatto che il cittadino sia messo nelle condizioni di potersi difendere e non finire sul banco degli imputati se si difende. Chiuso questo capitolo, poi la storia è sempre la stessa da un punto di vista comunicativo, ci sono dei periodi nei quali i cani azzannano le persone, altri periodi durante l'anno ci si chiede come mai nessun cane morde. Questo è il periodo nel quale si parla spesso di armi, di pistole, per cui tutto fa notizia. Ed ora il crack della Popolare di Vicenza, autorizzati nuovi sequestri per 15 milioni di euro a Zonini e ad altri imputati. C'era il rischio di dismissioni del patrimonio. Sentiamo. Vicenza, detto fatto. Solo sabato nell'udienza preliminare, prima del rinvio ad aprile, il gruppo Roberto Venditti aveva aperto la strada dei sequestri conservativi e oggi arriva la notizia dell'autorizzazione di un nuovo sequestro di beni per un ammontare di 15 milioni di euro. Sequestro disposto dal GIP di Vicenza nei confronti di Gianni Zonini e degli altri imputati nel processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Cifra che è comunque in continuo aggiornamento e destinata a crescere. A chiedere i sequestri dei beni degli imputati è stato l'avvocato Renato Bertelli a nome di un gruppo di risparmiatori truffati, richiesta che ammontava a 30 milioni pari al valore delle azioni detenute dai richiedenti, ma il giudice Venditti ha autorizzato il sequestro per 15 milioni. La motivazione anche questa volta è il pericolo di dismissione e trasferimenti patrimoniali da parte dell'ex presidente Zonin e degli altri imputati. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Andiamo ora a Belluno, è svolta nelle indagini sul mitomane che si firma Erostrato, indagati padre e figlio che si difendono. Siamo innocenti. Sembra essere ad una svolta l'indagine sul mitomane sedicente Erostrato, che da mesi sta seminando timori nel bellunese con incendi, atti intimidatori e soprattutto minacce nei confronti dei bambini. Ora iscritti nel registro degli indagati sono in due, padre e figlio, residenti a Cesio Maggiore, 70enne il padre, 30enne il figlio. A loro gli inquirenti sono arrivati partendo dalla biblioteca del paese, seguendo il filo di una serie di libri presi in prestito dai due, collegabili ai gesti degli ultimi mesi, dalle lettere con polverina bianca, ai simboli di satanismo e nazismo, ai due roghi di Pedavena e Cesio, alle scritte sui muri del cimitero, di due chiesette, dei magazzini comunali, al sacchetto di caramelle infarcite di spilli abbandonato nel cortile dell'asilo di Cerniai, nel comune di Santa Giustina. Padre e figlio sono indagati per procurato allarme, danneggiamento aggravato, danneggiamento tramite incendio e tentata estorsione. La procura ha disposto vari accertamenti sul materiale sequestrato nell'abitazione della famiglia,
memoria, oltre ad una perizia calligrafica sulle lettere fatte recapitare dal sedicente Erostrato. Intanto padre e figlio, che nelle ultime ore non si sono negati alla stampa, negano ogni addebito e si sono rivolti ad un legale, sostengono di essere innocenti e di essere stati segnalati agli inquirenti da una donna che vogliono a loro volta denunciare. Autista di ambulanze, rubava materiale sanitario nei reparti dell'ospedale di Piove di Sacco per poi rivenderlo. È stato arrestato, sentiamo. È stato arrestato mentre vendeva cerotti, guanti sterili, bande elastiche, garze e acqua ossigenata, tutto materiale sottratto dagli ambulatori dell'ospedale di Piove di Sacco. In manette è finito un 58enne autista di una cooperativa, del tutto estranea alla vicenda, che gestisce per conto dell'ULSS il servizio del 118. Accusato di peculato, ora gli arresti domiciliari. Secondo i carabinieri, che si sono nascosti tra le auto del parcheggio per seguirlo, l'uomo ha consegnato materiale sanitario per 300 euro, ricevendo in cambio 20 euro. Abbiamo visto e notato distintamente in questo contesto che è uscito questo personaggio con una borsa all'interno della quale aveva poi occultato del materiale sanitario che è stato poi rinvenuto, che è consegnato ad un operaio di Brugine che è stato successivamente identificato, chiedendo in cambio la somma di 20 euro. Secondo i militari l'uomo rivendeva a persone con familiari malati materiale necessario per le medicazioni e le indagini ora dovranno stabilire se altri episodi simili avvenuti in passato siano riconducibili al 58enne, che avrebbe avvicinato il potenziale acquirente, a sua volta denunciato, per proporre la merce. La segnalazione del furto è arrivata direttamente dai dirigenti dell'ULSS. All'Osi di Cervara e Santa Cristina di Quinto nel Trevigiano sono state installate 2 piattaforme sulla sommità dei tralicci della rete elettrica per permettere alle cicogne di nidificare in sicurezza. Vi proporremo il servizio tra poco nel corso del telegiornale di Treviso. Vi ricordo intanto gli appuntamenti con la nostra programmazione. Questa sera alle 20:15, come ogni lunedì, torna l'appuntamento con Ring. Alle 21:15 intervista con Matteo Salvini, candidato premier per la Lega, e poi ospiti in studio Roger De Menec del Partito Democratico, Francesco Miazzi di Liberi Uguali, Roberto Ciambetti della Lega, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle. Alle 22:40 poi intervista Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound. Subito dopo i TG invece torna a 20:10, ospiti in studio Paolo Pizzolato di Grande Nord e Ilaria Boni Burini di Potere al Popolo. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Altra giornata con diffusa copertura nuvolosa sulle nostre regioni, peraltro ancora con scarse precipitazioni. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 febbraio. Sul Veneto cielo coperto quasi ovunque, anche se qualche schiarita sarà possibile sui settori occidentali, in particolare sul veronese. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere il tempo del Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto, maggiori schiarite su Goriziano e Triestino. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime invece oscillanti tra 1 e 2 gradi. Vediamo infine la situazione sul Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà coperto su tutta la nostra regione, peraltro senza precipitazioni degne di nota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi. Valori minimi invece sotto zero, oscillanti tra -1 e -3 gradi. Mare generalmente mosso, i venti risulteranno moderati o localmente forti, sempre dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin.
Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.